Saluto a tutti e benvenuti a Contanos, un podcast che pertocca qualsiasi argomento di interesse. In cada puntata un ospite diverso nos conta di una questione che l'aggrada, risponde a unas cantas preguntas mesa e nos cosizza pure qualche libro elegere. Tanto questa puntata è azzico differente da altre, che non questiono con un ospite, non vado un ospite che risponde a queste preguntas mesa, ma namus chi me la sono, me la canto e me la ballo pure, caso a sasola. In questa puntata ho deciso di questionare Deo e Bia, che l'argomento mi aggrada da bene, mi interessa da bene, mi da per studiare e lo presento su argomento. L'argomento è la Palestina, la storia della Palestina. Dunque, in questa puntata provo a contare la storia di questa terra, provo a contare la storia dai 800, proprio manco dal 1880, fino al 1948, che poi è l'anno dell'indipendenza, nella società israeliana, ma a sos palestinesi li hanno un attimo lumere, li hanno su desacatto a 1948 che perde sa terra e soro. E dunque provo a fare una panoramica di questi 60 anni o 70 anni di storia della Palestina fino al 1948 e poi se mancare in un'altra puntata posso finire a questionare di altri 70 anni, anzi 77 anni che hanno di storia della Palestina a partire del 1948. Tenete vos conto e istentate vos. Sommalo i teste, sommalo es chi si sta a raccontare tutto, la storia della Palestina non basta una deghe puntadas. Ca est una terra antiga, in cui cada iscrittos e repertos da mizzas e mizzas de annos, si sta tornare segus, torramos a chi bebizzannos in palas. Però per provare a comprendere ciò che sta capitando in die, penso che possiamo cominciare su tientos, come comentato, no? E sta andare su secolo de Noè. Tanto la Palestina stanno recitadas che a Gerusalemme, Nablus, Jaffa, Gaza, Betlemme, Gai, tutto, fa parte dell'impero ottomano, che tenia a Costantinopoli, conosciamo come Istanbul, come capitale, e via da un impero umano, un bel impero umano, in intro che via da Turchia, che conosciamo come, in altri viveva pure la Grecia, la Bosnia, viveva accanto all'Africa mediterranea, la Siria, il Libano. E su 1880 proviamo a porre questa data come comincio un ambito della storia moderna della Palestina. Questa terra tenia a fuori di 60.000 abitanti, che ha una maggioria di palestinesi musulmani e cristiani, e di questo 60.000 una minoria, 25.000, viante ebrei, e fiano a fuori di su batto pochento dei suoi abitanti. De questi ebrei, la metà vian cittadinos dell'impero ottomano e la metà vian ebrei disterrados dai altri logos in su mondo che vian andatos a stare in ie. Fia prenu vinzar de europeos e de custos europeos in Palestina unos cantos fian ebreos che vivian in Haifa, in Jaffa, in Gerusalemme, in Betlemme, che teniano interessos e fia normale in questi anni pro una borghesia mercantile a girare sul mondo in cerca de venda, in cerca de materia prima, in cerca de business. Pensai pro narrere a ite via da Bugerru in questi anni, una piccola Parigi la muttiana prena i franzesi, prena dei stranzos che veniano a Sardegna a si che volare, potremmo usare questa materia prima della miniera sardas. È importante a conoscere questo numero, che vado una vaula, una betisteria, come tenorano in Nugoro, che la propaganda israeliana abbogava pizzu dalla prima di ieri, e chi non sconta di una Palestina, chi sosanno fiada boida, deserta, misperdia,
vista io scetti pago beduinos o ai massaios, ma questa è una vaula. L'han bogata a campo sos ideologos sionistas. Ma in questo sionismo, il test è un'ideologia che stessida in Europa a ultimo del Sottigentos, mescamente in Austria, in Germania, in Ungheria, che hanno pensadores ebreos che a Theodor Herzl hanno inventato una forma di nazionalismo ebreo che può che tirare a ser minorias ebreas in Europa da un ambiente razzista e antisemita, tenia come punna de fraigare un Stato ebreu indipendente in Palestina, proite in Palestina, che avia da proissos a terra de sos babbos e de sos ebreos antigos, de sos manneddos issoro. Ma in tamer d'essere una terra isperdia e che na gente, la Palestina mescamente inter sul 1880 e sul 1920 fia collando un'ispera e oro, come t'annausi storico francese Vincent Lemire. In Palestina, in questo 40 anni, caia ad un livello alto di sviluppo culturale e politico, e parecchi ebreos, cristianos e musulmanos deviano imparare in Gerusalemme e in tutta la Palestina senza si tirare soccros cada die. Sa prima votazione spona tenere in luogo sul 1877. Questa fiana sa prima votazione parlamentare in storia dell'impero ottomano. E Gallo sul 1908 la commissione elettorale inviaia sus impiegados suos a cada bidighetto in Palestina poche collire sos votos de sos chi non faghia a gettare a votare sus seggios. Caia giornales che a su Falastin, chi cominciai da imprentare sul 1911, e caia prenu vizar de bibliotecas, che a se biblioteca de Gerusalemme, de Gaza, caia cinemas, iscolas arabas, iscolas europeas, universidades. Pensate che su 1892 vaghein sa prima ferrovia, che giochia sa gente e sa merce puru da Gerusalemme a Jaffa, che Jaffa è serente a sa città israeliana di Tel Aviv, e dunque a fila a cara sul Mediterraneo. E appustisi han fregato vizas a tre linee che giochia sa gente a Gaza, a Haifa e da esa Palestina vizas a tre logos, stanno a Damasco e Aleppo in Siria, ma vizas in Egitto. L'economia sa Palestina a suo tempo fia un'economia agricola, su cotone e su tabacco a forrio de Haifa e de Acre, e su nord, Sagina in Hebron e in Betlemme, Solia in Nablus, Zanughe in Jenin, Mendula in Ramle, Banana in Gerico, Saranzu, mescamente in Gaza e in Jaffa. Però vai pure un'industria che via cominciando a crescere e sul 1914 vai a produrre 1200 fabbricas mannas e minores. Vai a tipografias, molinor de ozu, un fabbricar di scarpas. E difatti a primor del secolo XX apparenti is primar bancas in Palestina, bancas sul governo ottomano e bancas stranzas puru, stranzas e privadas. A posto della prima guerra mondiale, quando il sionismo, questa ideologia sionista che sei da campo a ultimo de sottigentos o come tapponata in Europa, questa ideologia nazionalista che via da un'ideologia morta, bella e morta si può narrare, che non ferresessi da gelare nuda, non ferresessi da si fare rappozzare come tegheria da tutti i ebrei del suo mondo, però a posto della prima guerra mondiale, ad un anno le cose cambiano. Caso britannico vinchen sa guerra contro sos ottomanos, che loro vogano da esa Palestina, e si che lean a esa Palestina come a un protettorato dessa società de sa naziones. Vita da essere questa società de sa naziones, sa mannella de sa Nazioni Unidas de Como, un'organizzazione internazionale che va di queste cose. È un protettorato, il testo un protettorato, non esiste in più, però a posto della prima guerra mondiale che andai a Medasa, è una specie di governo che naraiana a Sunessi, prepara ad un Stato democratico e indipendente, fa che una transizione che via su che i britannici hanno promesso ai palestinesi, Savino, no? Questo Stato democratico e indipendente. Finza su che i francesi hanno promesso a sirianos e libanesos
proite che le milizie arabas hanno guerrato con questi imperos coloniali della prima guerra mondiale contra sos ottomanos per ottenere soprattutto i stati indipendenti che ottengono solo a partire della seconda guerra mondiale. Però in questi anni, tra le due guerre, tra il 1920 e il 1940, sul territorio della Palestina vi un protettorato britannico. Tocca di ammentare, Vinzas, però, che sul 1947 il ministro inglese Balfour ha promesso a sos ebreos di fregare lo Stato ebreo in Palestina, un documento che via segreto, ma questo è stato pogato a campo. E di fatti, a partire del 1920 comincia a cambiare tutto. Cresce il numero di ebreos che vivono in Palestina da Europa e da altri luoghi sul mondo, emigrano a Enie, e il governatore di protettorato inglese in Palestina via da Herbert Samuel, un ebreo inglese che appoggia da idea sionista e sta narrando che da convinto l'impero britannico giochia come punna non sa essere neutrale, però come ad aiutare la Palestina a fregare uno stato democratico e indipendente. E intanto Herbert Samuel, come governatore della Palestina, le ha decisioni in terra politica sul territorio che ha posto sul servizio del Stato ebraico e sionista israeliano che conosciamo oggi in dia e che si sta fundando sul 1948. Però narra Samuel ha legalizzato l'immigrazione ebrea in Palestina, questo governatore, che di fatti scrisse in me da postire del 1922 e affizza sollevato la lingua ebraica a sul livello di lingua ufficiale con l'arabo, che è la lingua che va sul palestinese, e con l'inglese. Ma le leggi più importanti che permettono che la terra accolga dai sormere vezos palestinesi, arabo, musulmanos e cristianos, a merennosos, ebreos e supers europeos, sono le leggi a Savine che hanno cambiato tutto in Palestina. La prima cosa che vagano infatti sugli inglesi è sta a catastare tutte le terre su protettorato. Les aumentano le tasse sui masaios palestinesi e da sus archivi storici e silladino sul fatto che gli inglesi spediano su parre dei suoi teologi sionistas quando le hanno di questa decisione. Dai bandi solo, sui palestinesi non si sono a barare due e due, li va che questa guerra a tutte queste politiche coloniali, li va che questa guerra sono impiegati su catastro che andavano a medire la terra, le imbucavano una surra, pure si capitava, e facevano manifestazioni, si iscrivevano e espressavano la idea di loro contro questo protettorato coloniale sionista. Sul 1929 e sul 1937 infatti i palestinesi fanno due ammuttinate, due rivolte popolari, a narrare, e mescamente sul 1936, che è la ammuttinata manna, sul 1936, gli inglesi che stanno a presione, gli occhi, e trillano a mizzare dei palestinesi per affocare a questa rebellia. L'obiettivo dei inglesi è di dare quanto più terra e quanto più diritto possibile a sionistas. Ma già noi sti spanto che un impero coloniale che ha cussu essere fatto legge schiva che diventare sa proprietà, mescamente sa proprietà di sa terra, un privilegio politico. Che l'hanno fatto gli italiani in Libia, l'hanno fatto gli francesi in Algeria, e gli inglesi tutti in India e in Iraq hanno fatto su matessi gioco. Pensate che in Iraq, sul 1958, su 2% de sormeres tenia su 66% de sa terra. Le leggi coloniali, in qualche maniera, vanno a modo di bulliare sormeres antigos, di chi le spiegare sa terra e di la donare a chi quiere nissos. Ma la differenza manna è che in Palestina l'obiettivo di questa legge coloniale è di evocare a un popolo per ridare la terra a un altro. E già fatto gai. Ma nel 1947 le Nazioni Unite decidono di proporre un piano per partire da Palestina tra ebrei e palestinesi e che comincia la guerra civile in Palestina, che accaba dal 1948, quando nasce il Stato israeliano, che come tapponato hanno dell'indipendenza per gli israeliani, ma per i palestinesi è stata Nakba, stanno al reso disaccato.
i sardi su cominzu de 77 anni de guerras, de occupazione, de apartheid e de disterro a forar de sa terrissone. Po giustificare questo crimine, la propaganda israeliana e sionista su mundu aborta sa boca da pizzu un'altra faula. Nande isos palestinesi sul 1948 s'han venduti a terra. Altra faula, questa puru, che sono le leggi israelianas, a posto del 1950, che permettono a Stato di confiscare, stannare di si va che mere, di sa terra, di sos palestinesi, vuidos sul 1948. Cioè, va in una legge che nada, si su mese di un terreno non è presente, che este in Siria, che è fuido in Egitto, si Stato israeliano diventa mere de sa terra sua. Ma che si l'ambendi a sa terra? Questo l'ha dimostrato storici israeliani e palestinesi, l'ha dimostrato storici palestinesi che a Salman Abu Sitta, può narrare. Difatti si esiste pubblichiamo la mappa del mio ritorno di Salman Abu Sitta, che è un bello libro con questo conto su nascede sul 1936 in Palestina, e poi si conta tutta la vita sua, ma è finza un storico, conta da pizzu documento di archivio, ma finza storico israeliano che Ilan Pappé hanno contato tutto ciò che è capitato in questo 20 anni, come abbiamo sapponato, o belle 30 dal 1920 al 1948. Ed infatti il Ilan Pappé, Bosco Sinzo de Legre, sul libro La pulizia etnica della Palestina. Questo è un storico israeliano, come tapponato. E dunque, questa faula puru, che sono palestinesi, sono venduti a terra, una faula este. Però poi sempre pensare una cosa. Poniamo pure che sono storici non essere in poca pizzi questo documento, no? E chi mancare qualche merda, qualche bete terreno, o gente che tiene a terra a meda, si da bendi di questa terra, no? Ma chi gli dà diritto a uno quando si compra un terreno, quando si compra accanto di terra, vinzar manno, e che evocare esa gente da questa terra, e non solo perché l'avogare, che la terra è diventata la sua, ma vinzar di si fare un stato etnico e confessionale che è stato israeliano. Avete ascoltato Contanos, un podcast che per tocca qualsiasi sia questione di interesse. Se abbaidate nella descrizione di questa puntata pure, vos ha lasciato unos cantos a capioso, pro conoscimento su storia della Palestina e sul riferimento a sul libro che appunto va questa puntata. E accattate pure usa email mea, se mi volete inviare preguntas o commentos. Questo podcast l'ha provato io, Alessandro Columbu, cusa giudo dei suoi ospiti e via. Adios, a la volta.